Il disegno di legge regionale Sviluppo Impresa, approvato dalla Giunta ed ora in discussione, consta di 91 articoli ripartiti rispettivamente in 6 diversi titoli, nel quale rientrano alcune importanti discipline, tra cui quella del commercio, della digitalizzazione, del turismo, dell'accesso al credito e della sostenibilità. Quindi è un disegno di legge a tutti gli effetti ambizioso. La normativa riprende nella sostanza quanto già in parte proposto lo scorso febbraio con il disegno di legge numero 80, oltre all'aggiunta di ulteriori interventi resi possibili grazie alla previsione di accesso ai nuovi finanziamenti europei aggiuntivi, il REACT-EU e il famigerato ormai New Generation EU, ottenuti dal nostro Paese in occasione dell'attivazione delle misure di contrasto all'emergenza Covid-19. La base giuridica di riferimento poggia principalmente sull'articolo 4,1, punti 6, 7 e 10 dello Statuto regionale, i quali prevedono la competenza legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle materie dell'industria e del commercio, dell'artigianato e del turismo. A tal proposito, dallo studio del testo e dalla conseguente normativa di risulta non si rilevano conflitti di costituzionalità né tantomeno conflitti di attribuzione, poiché trattasi in larga parte di norme dirette a disciplinare misure di intervento economico concesse attraverso il Temporary Framework e gli aiuti di Stato in regime de minimis. Quindi non ci sono innovazioni dal punto di vista legislativo. Per questo motivo l'articolo 4, quale premessa di fatto all'attuazione dell'impianto normativo in discussione, predispone il rispetto della normativa europea in termini di aiuti di Stato, nonché la necessaria adozione di regolamenti e bandi di gara da parte della Giunta o dell'amministrazione competente. Merita particolare attenzione, ai fini dell'analisi del testo e dell'eventuale formulazione di proposte emendative che abbiamo fatto, la prima parte del disegno di legge presentato, inerente a disposizioni in materia di commercio, dirette principalmente alla predisposizione di misure fiscali e all'introduzione dei distretti del commercio, vera e propria novità di rilievo della proposta. Proposta questa valida se viene salvaguardata la nostra tipicità, l'estrema importanza socio-economica dei negozi di vicinato. Le nostre città e le loro botteghe sono un sistema centenario, per non dire millenario. L'approccio ai vari fondi deve essere quindi motivato e gestito al meglio. Va tutelata la microimpresa, componente essenziale non solo del sistema produttivo nazionale, ma anche del nostro sistema socio-economico. La tipicità della città e dei borghi italiani vanno difesi strenuamente perché ci distinguono dal resto del mondo. In un mondo globalizzato ed omologato, l'idea vincente sarà la differenziazione e non l'omologazione. Siamo una regione unica al mondo e siamo una nazione unica al mondo. Concludo con un piccolo focus riguardante Friulia SpA. Friulia SpA è la finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia istituita nel lontano 1967, con la legge regionale 5 agosto 1966 numero 18. Autorizzazione alla costituzione di una società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli-Venezia Giulia. Normativa attualmente in vigore e che ne definisce gli aspetti principali. Oltre, ci sono state successive modifiche alla legge 18 del 1966. Friuli SpA ha beneficiato nel corso degli anni di una serie significativa di aggiustamenti normativi, diretti a titolo esemplificativo all'acquisizione o cessione di partecipazioni azionarie in società terze. L'ultimo esempio in ordine cronologico è dato dall'articolo 1, servizi istituzionali generali e di gestione e altre norme
intersettoriali e contabili della legge regionale 27 dicembre 2019 numero 23, legge collegata alla manovra finanziaria 2020-2022, la quale predispone al comma quarto quanto segue. Al fine di perseguire l'obiettivo di sostenere efficacemente la crescita delle piccole e medie imprese ed in particolare di garantire il sostegno finanziario anche alle microimprese del territorio, è ammessa la partecipazione di minoranza di Friulia SpA nel ruolo stabilito dall'articolo 7, comma 48 della legge regionale 26 gennaio 2004 numero 1, cioè la finanziaria del 2004, al capitale sociale di una società da costituirsi o già costituita, che possa operare anche indirettamente nel settore del microcredito. Tutto ciò ha lo scopo di affermare che la società poggia, a prescindere da quanto indicato dal disegno di legge in discussione, su una costruzione normativa già ben definita, sebbene l'ultimo emendamento significativo risalga all'ormai lontano 2012. Tuttavia si potrebbe suggerire al proponente, cosa che faremo attraverso un emendamento, di impegnarsi entro un periodo preciso a disciplinare con legge regionale o regolamento le specifiche e gli strumenti che consentiranno o che consentano a Friulia SpA di promuovere e svolgere attività finanziarie e di investimento in favore di settori rientranti nella programmazione regionale ai sensi dell'articolo 52,2 del presente disegno di legge. Grazie Presidente.